Oggi parliamo di ferite. La ferita è una lesione traumatica che è causata da un'interruzione della continuità della cute o delle mucose e quindi anche della lesione degli strati sottostanti. La ferita sappiamo bene che può essere più o meno grave. Da che cosa distinguiamo la gravità di una ferita? Beh, prima di tutto dalla sua profondità. Come seconda cosa, un po' più impattante, ci basiamo anche sulla quantità di sangue che esce dalla ferita. Però attenzione, perché spesso alcune zone del nostro corpo, come per esempio le dita della mano o dei piedi, piuttosto che la fronte o il volto, sanguinano di più. Quindi spesso il caso più frequente è la caduta di un bambino durante la corsa sull'asfalto e la ferita del mento. Il mento è una zona che sanguina molto, ma magari la ferita è piccolina, quindi non facciamoci ingannare dalla quantità di sanguinamento. Come ultima cosa, per quanto riguarda le ferite, c'è da ricordare anche che è importante riconoscere alcune zone del nostro corpo che sono più pericolose. Quindi le ferite vicino all'inguine, alle ascelle, al collo, al torace e all'addome sono zone più pericolose, sono ferite di solito più insidiose e pericolose, mentre le ferite sotto al ginocchio o sotto al gomito sono solitamente ferite più lievi. Dunque la domanda è come ci comportiamo quando il nostro piccolo, il nostro bambino ha una ferita lieve, quindi semplice. Prima cosa tranquillizziamo il bambino e valutiamo l'entità della ferita. Dopodiché con quello che abbiamo a casa, che può essere una garzettina sterile, piuttosto che un pezzo di stoffa o un asciugamano, tamponiamo bene la ferita per ridurre il sanguinamento. Una volta che il sanguinamento l'abbiamo limitato, dobbiamo lavare con acqua corrente la ferita per togliere i residui di terra, sabbia o sassolini. Una volta che la ferita è stata ben pulita, possiamo procedere con la disinfezione della ferita utilizzando un disinfettante che tutti noi abbiamo a casa. Da ultimo, per proteggere la ferita, possiamo coprirla con un cerotto oppure con una piccola garzettina utilizzando un po' di scotch. Se la ferita invece è una ferita più grande e sanguina di più, bisogna dare priorità al tamponamento, quindi bisogna mantenere tamponata la zona ferita e successivamente chiamare il 118 o 112 oppure portare il nostro bambino al pronto soccorso. Cosa non fare? Non pulire la ferita con il cotone, non usare alcol e soprattutto non rimuovere corpi estranei conficcati nella ferita perché potrebbero peggiorare l'emorragia.